Ed è ospite del TG1, è collegato con noi il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani. Buongiorno Ministro, benvenuto. Allora, le chiediamo subito... Buongiorno a voi, grazie. Le chiediamo subito, Ministro, come possiamo interpretare, allora abbiamo sentito nel servizio quali sono i punti di questo decreto, ma come lo possiamo interpretare il decreto firmato ieri dal Presidente Putin sui pagamenti in rubli e la precisazione di poco fa sulla possibile temporaneità di questa misura? Sì, inizialmente il presidente Putin aveva detto che avrebbero accettato solo pagamenti in rubli per le loro esportazioni di gas. Questo avrebbe infranto i contratti con gli importatori europei. Il decreto che abbiamo studiato nelle ultime ore in realtà richiede agli importatori europei di avere due conti in Russia, uno in euro e l'altro in rubli. Si pagherebbe in euro, poi una banca russa non soggetta a sanzioni cambierebbe questi euro in rubli e li metterebbe sul secondo conto. A questo punto l'importatore darebbe l'ok per il pagamento. Se le cose fossero così, tutto sommato non cambierebbe molto. Putin potrebbe far vedere che riceve il pagamento in rubli, gli europei potrebbero acquistare in euro. È chiaro che nelle pieghe del contratto, se ci fossero elementi adesso non ancora chiari che andassero contro le sanzioni o contro gli impegni contrattuali, questo potrebbe complicare le cose, però al momento non sembra essere così. Ministro, assistiamo comunque a un'escalation anche sul fronte energetico. L'Italia come potrebbe far fronte ad un'eventuale mancanza delle forniture russe? Guardi, l'Italia e tutta l'Europa, perché questo è un problema totalmente europeo, in questo momento sta lavorando in maniera molto serrata alla diversificazione delle fonti. Vale a dire, noi stiamo lavorando per siglare in tempi brevissimi contratti con altri paesi che possano sostituire in tempi molto rapidi i circa 29 miliardi di metri cubi di gas che noi importiamo ogni anno dalla Russia. Questo è un problema di indipendenza energetica ma anche di sicurezza nazionale energetica. A queste misure si aggiunge il fatto che stiamo aumentando il numero di rigassificatori, sono navi che trasformano il gas liquido in gas che viene immesso nei gasdotti, stiamo accelerando moltissimo le rinnovabili e quindi diciamo il nostro obiettivo è di diventare indipendenti dalla Russia in tempi veramente molto rapidi. Se fosse interrotto oggi il gas non avremmo grossi problemi per i prossimi mesi caldi, dovremmo essere molto attenti agli stoccaggi, cioè alle riserve invernali, ma su questo stiamo lavorando con ampio anticipo. Grazie al Ministro Cingolani per essere stato con noi.